Il problema adesso diventa davvero serio. Tutte le volte che viene diramata un'allerta meteo, gli agrigentini tremano di paura. Temono infatti per la propria incolumità, visto che basta mezz'ora di pioggia come ieri e come era successo la settimana scorsa per far scattare il panico in centro e soprattutto nelle periferie abbandonate. Villaggio Mosè e San Leone, tra tutti, sono i quartieri dove il maltempo ogni volta crea situazioni allarmanti. La causa sarebbero i tompini otturati che non consentono all'acqua di defluire, allagando quindi le strade trasformate in fiumi. Ieri in particolare l'allarme ha riguardato la bretella di Piazzale Rosselli, allagata e con un cedimento che in un primo momento ha costretto alla chiusura dell'importante arteria che collega con Fontanelle e la statale 189. A seguito di un sopralluogo della Protezione Civile, la bretella è stata riaperta ma con la carreggiata ristretta. La riapertura ha fatto tirare un sospiro di sollievo a chi giornalmente utilizza la bretella come gli abitanti dei quartieri a nord di Agrigento. A causare il danno sarebbero state le caditoie otturate. Ci si chiede perché non si interviene mai quando è giusto farlo per arrivare preparati ad affrontare eventuali emergenze. Ieri forse l'incuria e il pressapochismo hanno fatto rischiare davvero grosso. È chiaro che bisognerebbe dedicarsi di più a questo tipo di prevenzione, invece ad Agrigento i problemi si risolvono semplicemente chiudendo le strade, con i crateri lasciati per terra ricoperti di acqua piovana e trasformati in trappole, i tompini inefficienti e via discorrendo. Insomma, stando così le cose, ad ogni allerta meteo, l'unica cosa che rimane da fare agli agrigentini è quella di affidarsi al Padre Eterno per essere liberati dai pericoli.